Buonasera. Buonasera, signorina. Complimenti, questo museo è molto bello. Grazie. Lo conosce già? No, è la prima volta. Vuole visitare la mostra sul Rinascimento o la mostra sull'antica Roma? Lei quale consiglia? Sono molto interessanti tutte e due. Devi scegliere lei. L'antica Roma o il Rinascimento hanno lo stesso prezzo. Oh, io amo tutta l'arte. Mi piacciono le cose belle. Bene, allora può vedere prima la mostra sull'antica Roma e poi la mostra sul Rinascimento. Oppure posso vedere una mostra oggi e una mostra domani. Certo, domani siamo aperti. Allora, quanti biglietti? 1. Per quale mostra? Decidiamo insieme? Insieme. Va bene, un biglietto per la mostra sull'antica Roma. Va bene? Certo, se piace a lei. Scusi, quanti anni ha? Quanti anni ho? Sì, quanti anni ha? Ma scusi, io... Scusi signore, vede, c'è la fila dopo di lei. Quanti anni ha? Ho 60... Scusi, non ho capito quanti anni ha? Ho 60... Non ho capito, 60? Ho 53 anni. Mi dispiace. Sì, dopo i 65 anni è gratis. Non si paga niente. Niente, non si paga niente, è gratis. Sempre, tutti i giorni. Sì, è gratis sempre, tutti i giorni. Ma lei ha solo 53 anni. Devi pagare 12 euro. Mi dispiace. Questo è un museo statale. Dopo i 65 anni è gratis. Gratis. Ecco, vede? 65 anni. Ho 65 anni. Oggi è il mio compleanno, compio 65 anni.